Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Terremoto giudiziario in Calabria, appalti e corruzione, 16 le persone indagate. Per il presidente Oliverio disposto l'obbligo di dimora a San Giovanni in Fiore, intanto il governatore annuncia lo sciopero della fame. Imponente manifestazione di protesta degli LSU e delle più a Villa San Giovanni a Rende, bloccata anche l'autostrada nei pressi dello svincolo Cosenza Nord, rabbia e tanta tensione. Il ministro Toninelli oggi in Calabria per una verifica delle infrastrutture, prima tappa il ponte Morandi a Catanzaro, gli impegni del governo per superare il gap infrastrutturale. Il Cosenza domina il Benevento ma non riesce a sfondare, il Crotone in affanno con il Venezia agguanta il pari, in Serie C vince solo la Reggina, pareggio la Vibonese e sconfitto il Rende a Trapani. Allora, buon pomeriggio, grazie per averci preferito. Un terremoto giudiziario ma anche politico, perché sentirete adesso che cosa dice il procuratore della distrettuale antimafia Nicola Gratteri ai microfoni dei colleghi che lo hanno seguito nel corso di questa conferenza stampa. Successo di tutto, c'è un'ipotesi gravissima che riguarda appalti pubblici, riguarda costruzioni, riguarda un'unica ditta, quella di Barbieri, che vinceva gli appalti. Ci finisce dentro anche il governatore della Calabria, per il quale la procura aveva chiesto gli arresti domiciliari, mentre il GIP ha trasformato questa misura in obbligo di dimora in quel di San Giovanni in Fiore. Naturalmente oggi le agenzie sono piene di dichiarazioni da più parti che arrivano in merito a questa notizia. Ma procediamo con ordine, vediamo che cosa viene fuori da questa inchiesta e che cosa dice il procuratore capo Nicola Gratteri. La Guardia di Finanza questa mattina negli uffici della cittadella regionale, già perché l'operazione della DDA di Catanzaro, denominata Lande Desolate, coinvolge non solo il governatore Oliverio, per il quale il GIP ha disposto l'obbligo di dimora per il reato di abuso d'ufficio, ma anche alcuni dirigenti e dipendenti della regione Calabria, e lo spaccato che viene fuori dall'inchiesta è assai inquietante. Secondo gli inquirenti, infatti, alcuni funzionari regionali sarebbero stati totalmente asserviti ad un imprenditore, Giorgio Barbieri, 42 anni, l'unico finito in carcere e ritenuto legato alla Cosca Muto di Cetraro. Al centro delle indagini la gestione e la conduzione degli appalti per l'ammodernamento dell'aviosuperficie di Scalea e degli impianti sciistici di Lorica. E la cosa che ci ha meravigliato e quindi ci ha fatto accendere i riflettori è che a partecipare a questo bando con fondi europei è stata solo la ditta Barbieri. Quindi già abbiamo visto, per noi era un'anomalia, per noi voleva dire che c'era sicuramente un interesse di 'ndrangheta. Mentre c'era la realizzazione, l'inizio della realizzazione di queste due opere, o ancora queste due opere non erano iniziate, la ditta Barbieri, come già sapete da altre indagini fatte da questa procura distrettuale di Catanzaro, già stava realizzando l'opera più importante nel cuore di Cosenza, cioè quella di Piazza Bilotti. È importante Piazza Bilotti in questa indagine non perché è oggetto dell'indagine, ma perché ha un risvolto politico. Perché sostanzialmente la parte politica, come quella di Oliverio, e anche ci sono le intercettazioni che riguardano l'ex onorevole Adamo o l'onorevole Bruna Bossio, che hanno interesse a far rallentare i lavori di Piazza Bilotta per danneggiare l'altra parte, la parte politica avversa, cioè quella del sindaco di Cosenza. Poi alla fine, sempre nel corso delle intercettazioni, emerge che comunque anche il sindaco, l'ex sindaco di Cosenza, perché in quel momento era commissariato il comune di Cosenza, aveva interesse a che il commissario non collaudasse
non collaudasse la piazza. Complessivamente sono 16 gli indagati, 6 sono finiti ai domiciliari, ossia Vincenzo De Caro, Gianluca Guarnaccia, Carmine Guido, Marco Trozzo, Francesco Tucci e Luigi Giuseppe Zinno. 3 indagati invece hanno avuto il divieto temporaneo di esercizio dell'attività professionale e 4 la sospensione dell'esercizio del pubblico ufficio. L'obbligo di dimora è stato disposto anche per l'ex sindaco di Pedace, Marco Oliverio. Per il governatore la DDA di Catanzaro aveva chiesto gli arresti domiciliari, richiesta non accolta dal GIP Pietro Carè, che, come dicevamo, ha disposto l'obbligo di dimora nel comune di residenza, ossia a San Giovanni in Fiore. Intanto il presidente Oliverio annuncia lo sciopero della fame, dice quanto si sta verificando è assurdo, non posso accettare in nessun modo che si infanghi la mia persona e la mia condotta di pubblico amministratore, sarebbe come accertare di aver tradito la fiducia dei cittadini. Chiedo chiarezza, lotterò con tutte le mie energie perché si affermi la verità. Questo è quanto dice Oliverio, che ricordiamo è obbligato a dimorare a San Giovanni in Fiore per spostamenti, dovrà chiedere l'autorizzazione del magistrato. Ci sono le reazioni da parte politica, il Movimento 5 Stelle chiede le dimissioni del governatore, lo fa anche il presidente della commissione antimafia Nicola Morra, ci sono dichiarazioni anche di esponenti della Lega, lo stesso Frugiuele, ma c'è il gruppo d'opposizione al governo regionale che si è riunito a Reggio Calabria e ha chiesto a questo punto le dimissioni, anche perché, dicono i consiglieri del centrodestra, palese l'incapacità di governare questa regione. E stamattina visita in Calabria del ministro Toninelli, al quale i colleghi hanno subito lo hanno sollecitato sull'ultima ora, sull'attualità, cioè questa inchiesta della Procura distrettuale antimafia di Catanzaro. Sentiamo. Il ministro Toninelli inizia da Catanzaro il suo tour calabrese per una verifica sul campo delle condizioni delle infrastrutture. Il ministro arriva nel giorno in cui la regione è scossa da un vero e proprio terremoto giudiziario, con il coinvolgimento del governatore Oliverio nell'inchiesta della DDA di Catanzaro su una serie di appalti irregolari. Il ministro risponde così alle domande dei cronisti. Sono molto preoccupato, spero che possa evidentemente chiarire. Mi viene certamente da dire che una terra così importante qual è quella della Calabria, diciamo una delle manovre economiche più importanti sia quella della legalità, perché utilizzare male o illegittimamente o illecitamente soldi pubblici significa non farli arrivare ai cittadini in termini di servizi efficienti. Poi Toninelli assicura l'impegno del governo per superare il gap infrastrutturale. Prima tappa il Ponte Morandi, accompagnato dai tecnici dell'ANAS, ha effettuato un sopralluogo sull'arteria di accesso al capoluogo calabrese realizzata nel 1962 su un progetto dello stesso ingegnere del viadotto crollato a Genova il 14 agosto scorso. Oggi è in costante manutenzione, non deve essere limitato, o meglio, dobbiamo ottenere l'obiettivo di non limitare il traffico. Oggi le maestranze di ANAS e la dirigenza di ANAS del territorio della Calabria ci dice che tempo un anno e mezzo dovremmo riuscire a far tornare la viabilità anche su questo ponte ordinaria. Quindi gli impegni per le altre infrastrutture calabresi, ad iniziare dalla statale 106. I distanziamenti sono stati messi, fondamentale fare tutto in legalità, fondamentale fare tutto nel rispetto dell'ambiente. La mia presenza in Calabria è proprio quella per dire il governo è presente, la massima attenzione c'è, gli investimenti in infrastrutture stradali e ferroviarie e aggiungo anche portuali ci saranno e ci saranno anche di più. Prima l'attenzione e quindi considerazione di una regione così importante e poi ovviamente investimenti in infrastrutture, quindi faremo e visiterò molti cantieri e soprattutto chiederò a tutti gli enti preposti, in particolare alle società di Stato che io controllo ed indirizzo, di fare di più rispetto a quanto non hanno fatto fino ad oggi. Il ministro Toninelli sarà domani a Reggio Calabria e poi a Cosenza. Ma la Calabria stamattina ha vissuto un'altra giornata difficile dal punto di vista proprio della viabilità dovuta alla protesta massiccia dei lavoratori socialmente utili e pubblica utilità che hanno presidiato 2 zone strategiche di questa terra. La prima, Villa San Giovanni, hanno in prima battuta cercato di bloccare il porto di Villa San Giovanni, poi hanno dirottato sulla ferrovia. A Cosenza la manifestazione si è svolta e si sta svolgendo, ne parleremo adesso,
nei pressi dello svincolo di Cosenza Nord. Per un breve periodo è stato anche occupato il tratto autostradale proprio nei pressi dello svincolo, ma sentiamo la voce di questi lavoratori. Io non sono questo sussidio, ho 3 figli a casa e ho una moglie che non mi lavora, che cosa dobbiamo fare? Questo non è giusto! La politica non me ne frega un cazzo! Io voglio l'eventualmente che deve passare, di qua non ci muoviamo! Questo è poco ma sicuro! Se volete portare dentro, è la prima volta che ci vado, non fa niente! Via! L'esperienza me la faccio in galera a Natale, basta! Mi sono rotto le scatole! Lavoratori esasperati questa mattina allo svincolo autostradale di Cosenza Nord. In 300 hanno manifestato perché fanno parte del bacino ex LSU-LPU e attendono da settimane notizie confortanti dal governo centrale. È da piangere, ma non perché, diciamo, è quella cosa, perché sono 23 anni che sono qui ancora a discutere una cosa che è umiliante, è una cosa umiliante. Non mi è mai successa nella mia vita una cosa, mai mi è successo. E se oggi sono qua perché la mia famiglia ha bisogno di quel sussidio, ha bisogno di quel poco di sussidio, se lavoro solo io e me lo vogliono togliere, non è possibile, credetemi, non è il fatto, è uno sfogo personale, ma la politica no, devono essere loro a piangere, devono avere le lacrime di sangue, devono piangere loro, come sto piangendo oggi io, le lacrime di sangue devono buttare loro. Lavoro al comune di Cassano e sono un sociamento da 22 anni, quasi 23, non è possibile, è un contrattualizzato da 4 anni, eravamo tranquilli perché il contratto a noi ci cautelava e siamo 4 anni contrattualizzati e oggi arriviamo qua con delle sorprese da Roma che non ci sono i soldi erano storicizzati, erano quelli che noi, i 50 milioni è un diritto che ci devono dare per andare avanti e invece loro ce l'hanno negate e questa la colpa è sempre loro perché ci sono incapaci da governare, questo che dico, ci sono gente incapace, non capiscono che significa. I manifestanti avevano prima occupato lo svincolo, poi scavalcando i guardrail sono entrati in autostrada, occupando entrambe le corsie e provocando il blocco del traffico. Anche la statale 107 Silana-Crotonese è stata interessata dai blocchi. Ecco i poliziotti che tentano di impedire ai manifestanti di oltrepassare il cordone di polizia. Che si è passato oggi? Abbiate pietà! Non fa niente! Meglio morti che senza lavoro! Meglio morti! Perché ci stanno ammazzando! I manifestanti intendono attuare una protesta di intermittenza, bloccando a tempo le carreggiate prima nord e poi sud senza provocare lo stop totale della circolazione. Il sit-in sta interessando anche gli imbarcaderi di Villa San Giovanni, con il blocco dei binari nella vicina stazione ferroviaria. Insieme ai manifestanti ci sono le sigle sindacali e i sindaci di alcuni comuni. Noi siamo contrattualizzati da 4 anni e lavoriamo da 20 anni nei comuni, siamo indispensabili, questa è la grande verità. Oggi inizia la scissione dalla Calabria, da Cosenza, non ci muoviamo nemmeno di un millesimo perché qui è la rivoluzione vera. Queste le voci registrate stamattina, ma la protesta è ancora in atto. Ci colleghiamo in diretta proprio dai pressi dello svincolo di Cosenza Nord, dove c'è per noi Gianluca Pasqua. Gianluca. Sì, buon pomeriggio direttore, avete sentito le storie della disperazione della gente che è qui a Cosenza Nord, ma devo dire che basta pescare nel mucchio una persona qualsiasi per sentire le stesse parole, le stesse paure, le stesse preoccupazioni, la stessa rabbia di tanti che sono accomunati da questa situazione. Sono 4.500 in Calabria, sono tantissimi, noi abbiamo accanto Mario, abbiamo incontrato per caso, lui ha una storia di 22 anni di lavoro, 4 figli minorenni a casa e non sa naturalmente che fare nel futuro. Buongiorno a tutti. Sì, effettivamente qua la storia, il governo del cambiamento, ma sinceramente non vedo nessun cambiamento, anzi vedo solo disperazione da parte nostra, cioè assurdo arrivare al 31 dicembre, siamo alle porte, e non sapere nulla di questo famoso emendamento fatto dai 5 Stelle che noi purtroppo abbiamo votato quest'anno.
La gente qui non molla nonostante la pioggia battente. Nel frattempo i colleghi dei sindacalisti presenti sono in prefettura per parlare col prefetto e decidere cosa fare, soprattutto sentirsi dire qualcosa. Luca Nicoletti della Will Temp. Sì, buongiorno a tutti. Noi ovviamente stiamo aspettando in questo preciso momento l'esito di questo incontro con il prefetto di Cosenza, ma nel frattempo c'è anche un altro incontro a San Giovanni in Fiori, perché la protesta è su 2 blocchi, su San Giovanni in Fiori, Villa San Giovanni, perdonatemi, e Cosenza Nord. Adesso stiamo aspettando l'esito del prefetto che ci dia almeno una risposta per poter capire se il governo ha intenzione di collaborare oppure fino a come si sta dimostrando di non prendere in attenzione proprio la nostra situazione che da giorni ormai stiamo mandando avanti. Quello che noi vorremmo dire anche con incisività è fare un appello anche ai comuni che facessero la loro parte, che i sindaci sentessero, come ha fatto anche il sindaco di Amentolara, e prendere le loro responsabilità e scioperare, manifestare, dare quel contributo che risultano come i datori di lavoro di questi 4.500 lavoratori che per 22 anni hanno dato un servizio che senza i quali purtroppo i 380 comuni di cui ne fanno parte non potrebbero mandare avanti. E infatti c'è la questione che riguarda le persone, le famiglie, come il signor Giacinto, anche lui monoreddito, anche lui con una storia alle spalle brutta, è anche vittima di usura, ci ha detto poco fa, è una storia che andrebbe raccontata. E poi ci sono appunto i comuni che hanno difficoltà, che sono svuotati dalle persone, svuotati da un aiuto, da un contributo essenziale, e infatti molti stanno scrivendo e stanno dicendo noi non ce la facciamo più. Siamo con Laurito della CGIL, avete ricevuto diverse notifiche da comuni. Vero. Cioè, intanto scusi, i lavoratori stanno sulla piazza dal 16 di novembre, non sono servite tutte le iniziative che abbiamo messo in moto, il governo è sordo. Noi ci stiamo spendendo perché non pensiamo che la Calabria possa meritare ulteriori 4.500 disoccupati, perché di questo si tratta. Nessuno dice che da 4 anni la storia di questi lavoratori era cambiata, perché finalmente nel 2015 siamo riusciti ad avere un contratto. Ora questi lavoratori sono parificati agli altri lavoratori LSU delle altre regioni meridionali, Campania, Puglia, Basilicata, il cui percorso lavorativo dovrebbe iniziare adesso, mentre noi siamo avanti, quindi ci stanno riportando indietro, con l'aggravante che nemmeno il bacino è aperto, per cui questi lavoratori realmente dal 1° di gennaio si ritroveranno mezzo alla strada. Con i problemi che abbiamo, noi non possiamo rinunciare a portare avanti le nostre battaglie, siamo alla disperazione, questo deve essere chiaro. Un governo sordo e miope non può trattare la Calabria in questo modo. Poi mi fa specie che ci sono i parlamentari che si sono di volta in volta, hanno assicurato, hanno tranquillizzato soprattutto questi 5 Stelle che ci sono posti come quelli che dovevano spazzare via il malaffare e il cambiamento. Se il cambiamento è questo, scusate, noi preferiamo il vecchio, perché almeno quelli ci hanno garantito. Gianluca, mi senti? Ecco direttore, sì, dimmi tutto. Ma è ancora in atto la protesta? C'è ancora il blocco? C'è ancora Sì, la protesta è in atto, e infatti queste persone che sono accanto a noi ci hanno fatto la cortesia di spostarsi anche in una zona riparata per far sentire la loro voce, ma la protesta è in atto, ombrelli spalancati lì allo svincolo, c'è una rampa che è bloccata e adesso tutte queste persone torneranno lì allo svincolo per attuare questa protesta che, come spiegava Anna Franchino nel servizio a intermittenza, così come a Villa San Giovanni, dopo aver tentato di bloccare l'imbarcadero, il traffico è stato spostato sul porto di Reggio Calabria, però hanno bloccato la linea ferroviaria. È una protesta che va avanti, andrà avanti nei prossimi giorni, a meno che non arrivino notizie dalle prefetture che sono state interessate. Quindi Gianluca, continuerà anche per il pomeriggio, non si prevede un ritorno alla normalità? Pomeriggio non è previsto al momento uno stop. Ma noi riteniamo che fino a quando il maxi emendamento, che tra l'altro deve prevedere i fondi che ci servono per garantire a questi lavoratori la continuità e deve prevedere anche la storicizzazione delle risorse, senza le quali anche quandunque ci dessero tutte le deroghe di cui comunque abbiamo bisogno, i sindaci non procederanno a rinnovare i contratti. Questo è quello che noi stiamo chiedendo. Ci avevano fatto delle promesse, queste promesse si stanno dimostrando vane, e quindi siamo di fronte a un tradimento. Qui veramente, guarda, non ce n'è per nessuno, siamo vittime di un tradimento. Bene Gianluca, chissà se il nostro operatore quindi può far vedere... Quindi niente soluzione tampone, ma i 50 milioni.
Chissà se il nostro diciamo operatore... a Massimo Fino che può girarsi per far vedere tutta la gente che è qui attorno a noi. E come dicevo, la storia di Giacinto, la storia di Mario, l'impegno dei sindacalisti sono tutte persone che hanno storie simili. Abbiamo ascoltato una signora che lavora da 20 anni nel comune di Acri, anche lei alla disperazione, e poi le altre persone sono lì allo svincolo e fra poco tutti loro si trasferiranno lì. Per il momento è tutto, se non ci sono domande da studio, le si riscuola linee, poi naturalmente ci saranno aggiornamenti nel pomeriggio. Bene, grazie Gianluca, seguiremo questa vertenza. Adesso dobbiamo andare veloci perché il tempo stringe, avevamo tanti altri servizi da farvi vedere, ma procediamo direttamente allo sport. Partiamo dalla gara del Cosenza di ieri, 0-0 col Benevento in casa. Partiamo da lì. Con 23 ore di ritardo, ma in condizioni climatiche del terreno di gioco decisamente migliori, Cosenza e Benevento si affrontano a San Vito Gigi Marulla. Alla fine ha avuto ragione la Lega ad insistere per far giocare la gara un giorno dopo, senza aspettare il nuovo anno. Braglia e Bucchi lasciano le formazioni invariate e la gara ha un'impronta ben precisa. Sono i lupi a dar la caccia alle streghe, stimoli e necessità di classifica fanno la differenza, al di là dei valori presunti e del monte ingaggi. Al secondo assalto i rossoblù sfiorano il vantaggio, Monti poi è reattivo sul colpo di testa di Dermacu, la traversa gli dà una mano, poi Tutino si avventa sul pallone ma viene spinto da Antei, vistosamente ma non per Pillitteri. Gli ospiti non riescono a uscire dal guscio, solo una chance concessa dal centrocampo rossoblù libera coda al tiro, ma Perina sventa il pericolo. Molto più convincente il Cosenza, che però si perde al momento di concludere a rete. La sgroppata di Dorazio sulla fascia sinistra trova pronta la difesa campana. Poco dopo è Bruccini a gestire un pallone con la massima lucidità, ma l'Eurogol di Tutino resta soltanto un desiderio. Sul finire del primo tempo, il tecnico Braglia è costretto a lasciare la panchina al vice Occhiuzzi, un'incomprensione con l'assistente dell'arbitro che lo spedisce in curva nord. La ripresa a ritmi più lenti e il Benevento ne approfitta per spaventare il Cosenza con un'azione personale di Buonaiuto che conclude a rete. Perina è sulla traiettoria, ma l'azione più pericolosa la costruisce la squadra silana con Mungo che elude il fuorigioco e si avvicina all'area avversaria. L'assist per Dorazio è intelligente ed efficace, ma la conclusione dell'esterno è smorzata da un difensore giallorosso che evita la rete del vantaggio. Nel finale, con Baez, Maniero e Garitano in campo, è Bruccini a sfiorare il colpaccio. Il pallone si perde di un soffio al lato in uno degli ultimi assalti che non schiona il risultato. Io penso che noi abbiamo fatto qualcosa in più di loro, se mi permettete. La squadra ha giocato bene, c'è stato un grande Palmiero che ha fatto girare tutta la squadra, però tutti i ragazzi, anche chi è entrato con la testa giusta, hanno dimostrato che volevano fare il risultato, hanno dimostrato che in fondo in questo campionato ancora una volta e più di una volta noi ci vogliamo rimanere e ci vogliamo stare alla grande. Perciò ora manca ancora 2 partite, poi alla fine tireremo le somme e vediamo. Abbiamo avuto un sacco di problemi in questi 5 mesi del girone d'andata, dobbiamo essere bravi e levarci le soddisfazioni che ci meritiamo tutti. E adesso la gara del Crotone è pareggiata in casa con Venezia 1-1. Ancora a secco di vittoria il Crotone, che resta impantanato in zona play-out. Oddo le sta provando tutte, alterna uomini e moduli alla ricerca della formula più efficace, ma i risultati, per un motivo o per un altro, non arrivano. Il Venezia di Zenga ha sorpreso i rossoblù, continuando la striscia positiva dei risultati e consolidando una classifica più tranquilla da quando siede sulla panchina veneta. Nel primo tempo però la differenza l'hanno fatta la fortuna, quella che è mancata a Budimir sul colpo di testa finito sul palo, e l'attenzione della difesa calabrese, non sufficiente sullo stacco di Modolo che ha concretizzato il vantaggio arancione-nero-verde. La reazione del Crotone c'è stata, inconcludente però nel primo tempo, più convinta nella ripresa dopo i cambi effettuati da Oddo, un forcing premiato dal rigore concesso per il contatto tra Schiavone e Zanellato, tra i migliori nella squadra di casa. Dal dischetto Budimir ha realizzato il gol del pari. Il resto della gara ha visto il Venezia premere sull'acceleratore e sfiorare il sorpasso, mancato di poco però, anche dal Crotone vicinissimo al 2-1 con Zanellato, con un colpo di testa che avrebbe potuto evitare i fischi dello Scida al termine della partita. Sicuramente abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, loro ci hanno un po' sorpreso cambiando modulo, la prima volta che giocavano così, ma avevamo preparato la partita su tutt'altro modulo, ma questo conta poco, nel senso che avremmo voluto essere molto più aggressivi, mettendosi a 3 abbiamo fatto un po' più fatica, però abbiamo fatto un discreto primo tempo
dove abbiamo creato anche qualche palla gol, non abbiamo mai subito praticamente. È un momento così, purtroppo casca una palla in area e ci fanno gol, anche se poi comunque è un errore. Una situazione su cui avevamo anche lavorato, ma l'abbiamo subita. E adesso la Serie C, vince solo la Reggina, pareggia la Vibonese e il Rende sconfitto a Trapani. Il provinciale di Trapani non porta bene il Rende. L'anno scorso arriva una sconfitta pesante, quest'anno di misura ma immeritata. I biancorossi hanno giocato a viso aperto con l'intenzione di difendere la seconda posizione in classifica, in solitario proprio dagli attacchi dei siciliani. L'approccio della squadra di Modesto è stato perfetto, ma gli errori sotto porta, la rete di Tagordò sul calcio di punizione, hanno messo i padroni di casa in condizione di gestire il risultato. Nella ripresa, infatti, nonostante il possesso palla continuato da parte degli ospiti, il risultato non è cambiato, consentendo al Trapani l'aggancio in classifica. Allontanato dal campo il tecnico Modesto, irritato dalle continue perdite di tempo. Il gol di San Domenico ha regalato i 3 punti pesantissimi alla Reggina sul campo della Casertana, mandando in tilt l'ambiente dei Falchetti. Le tante assenze non hanno condizionato la prestazione dei padroni di casa, che hanno attaccato con continuità alla ricerca del vantaggio, trovando sulla propria strada una difesa concentrata e il portiere Confente in stato di grazia. L'azione del vantaggio Amaranto, uno spartiacque tra gli assalti rossoblù finiti in un 1 di fatto. Botta e risposta ai minuti di recupero tra Vibonese e Juve Stabia. I calabresi mettono a dura prova la capolista per 90 minuti e trovano il vantaggio con Franchino sul calcio di punizione. La squadra di Orlandi si addormenta quando ha già i 3 punti in tasca e Carlini da terra riesce a scaraventare il pallone in rete sugli sviluppi di un calcio di punizione. Bene, è tutto, vi lascio adesso ai programmi della rete, prima ci sono le previsioni del tempo e vi ricordo che nella prossima edizione del telegiornale ulteriori aggiornamenti, la notizia del giorno, cioè l'inchiesta della Procura della Repubblica del Tribunale di Castrovilla, direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, che ha portato all'arresto. Ci sono 16 indagati, ci sono arresti in carcere, un arresto in carcere, arresti domiciliari, divieto e poi c'è l'obbligo di dimora nei confronti del presidente della regione, Mario Oliverio. Vi faremo ascoltare anche le intercettazioni telefoniche, tutto ciò che è emerso nel corso della conferenza stampa di stamattina. A più tardi, vi lascio le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria, nuovo peggioramento del tempo sulle zone tirreniche per via del transito di una perturbazione atlantica. Domani però si allontanerà velocemente verso est, lasciando il posto a correnti di tramontana più fredde ma più secche. Oggi nuvolosità diffusa associata a precipitazioni anche a caratteri di rovescio temporale sulle zone tirreniche interne. Nevicate solo in serata oltre 1500 metri, altrove nubi sparse con fenomeni poco significativi. Domani nella notte e al mattino ancora rovesci su Vibonese e Reggino Tirrenico con nevicate oltre 1400 metri sull'Aspromonte. Nevicate interesseranno anche il Pollino e l'Asila Grande oltre i 1000 metri. In giornata comunque deciso miglioramento ovunque con ampi spazi soleggiati. Temperature in calo, da segnalare localmente forti venti di tramontana. Passiamo allo stato di mari e venti. Oggi agitato il Tirreno, mosso lo Ionio, venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Domani mari generalmente molto mossi, con venti moderati o forti da tramontana. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.